Salve a tutti e buon primo settembre. Oggi è mercoledì 1 settembre, sono le 11:34. Una diretta così un po' improvvisata, un po' fatta al volo, perché dovevo sballare un pacco che mi è arrivato sempre da Amazon. Ok? Prima di sballare quello vi volevo far vedere, perché ovviamente riguarda questo. Questo è un doppio picture disc della Disney, Star Wars The Force Awakens, il risveglio della forza. Guardate che belli che sono i picture disc della Disney, tra l'altro si sentono anche molto bene. Ecco, Harrison Ford, Rey e Kylo Ren. Star Wars The Force Awakens Original Motion Picture Soundtrack, doppio vinile picture disc. Oggi, non avendo tanto tempo a disposizione, facciamo direttamente con il mio fedele coltellino rosso, facciamo subito un po'. Come vedete c'è un po' di casino dietro a me, perché sto facendo un lavoro che poi porterò avanti, diciamo, in teoria dalla seconda metà di settembre in poi. Ok, io ho ancora diversi pacchi lì da sballare. Ce n'ho ancora uno, pensate, che comprai durante il Prime Day ormai tanti mesi fa, e sta ancora lì imballato. Comunque vediamo, sempre nel paccone c'è ovviamente questo, ok, ed è quello che io ho ordinato. Imballo non standard di Amazon. Questa scatola non è frustration free, non c'ha l'apertura facilitata, quindi diciamo che è molto strana questa cosa, La apriamo semplicemente scollando questa parte. Devo stare attento perché poi la scatola mi riservirà, quindi la voglio aprire senza fare troppi danni. Esatto, questa è solamente incollata, quasi fatto, eccoci qua, rovinata proprio per niente. Ok, quindi dopo la posso tranquillamente riutilizzare. Questa, vedete, qui c'era la colla, che c'è ancora tra l'altro. Andiamo a vedere. Sembrano belli, logo Star Wars e The Rise of Skywalker, eccolo qui. Ed anche questo è un bellissimo picture disc. La Disney non si smentisce mai. Vi faccio vedere anche l'interno, perché questi sono bellissimi, questi picture disc, oltre a sentirsi molto bene, sono anche molto belli. Guardate, un vero spettacolo questi. L'odore della plastica. Questo è Star Wars Original Motion Picture Soundtrack The Rise of Skywalker, che è il capitolo finale della terza trilogia, diciamo. Quindi per i fan di Star Wars vi ricordo di andare sul mio sito
www.starwarsstore.it, dove troverete tante informazioni. Più tardi aggiornerò anche la galassia lontana, dove va aggiornato ogni primo del mese. Sono 2 mesi circa che non ci metto più mano a quel sito. Durante l'estate ci sono state altre cose più importanti da fare. Comunque adesso mi dedicherò, senz'altro metterò l'oggetto di settembre, poi vediamo di recuperare anche gli oggetti di luglio-agosto. Niente, volevo parlarvi un po' dei progetti futuri. Continuate a seguirmi, perché diciamo ufficialmente da ottobre cominceremo a vederne delle belle su questo canale, perché mettendo a posto, diciamo, tutto il mio materiale, mettendo a posto tante cose, è uscito, diciamo, tanto da mostrarvi, tanto di cui parlare. Pensate che in mezzo a tante cose ho trovato anche un CD dei Duran Duran Arena che avevo perso oramai da anni e anni, e invece eccolo qui, un CD che, per dire tra le tante cose, questi sono Twitter della Ciare, che già diciamo, qui dentro ci dovrebbe stare un altoparlante, c'ho tante cose da... Sì, questo è un altro Twitter, vedete? Un altro Twitter RCF, vedete? E quindi c'è tanto di cui parlare. Vedremo di trovare il tempo di accontentare tutti, ma non solo per quanto riguarda la parte musicale delle mie passioni, ma anche per quanto riguarda la parte retro computing, la parte manga, cartoon e chi più ne ha più ne metta, quindi fumetti, cartoni animati, CD audio legati a cartoni animati, insomma tante cose di cui parlare, tante ore da passare insieme. Vi invito sempre, come sempre faccio, ad ascoltare la mia web radio www.twitch.tv/reni_j. Lì troverete questa radio H24, 7 giorni su 7, sempre attiva, e anche questa oggi cambierà palinsesto nella giornata di oggi, quindi ho tanto lavoro, ed è per questo che questa live, questa diretta sarà molto breve. Allora, facciamo i dovuti saluti a chi si è connesso. L'amico Stefano, come sempre, ciao Stefano, grazie di osservarmi, ti invio anche un saluto. Luca Cusani di Pianeta Commodore, lui già sa, perché ci siamo sentiti, il grande amico Luca, di cosa tratteranno maggiormente le mie dirette. Ho già pubblicato qualche fotografia sul mio profilo Facebook, diciamo quello che avete visto è un 1-2% di quello che faremo, di quello che vedremo insieme, delle cose che faremo insieme, diciamo da ottobre. Ovviamente le mie passioni al primo posto per quanto riguarda il retro computing, ovviamente c'è la Commodore. Tra l'altro devo andare a casa di mio padre a prendere un'altra reliquia che sta ancora a casa dei miei, e quindi poi farò un video proprio su questa reliquia che andrò a recuperare a casa dei miei. Quindi al primo posto c'è la Commodore con tutti i suoi prodotti che io ho cercato di collezionare quanto più è possibile. Ultimamente avete visto delle fotografie di software e anche di hardware, le Guru ROM o la scheda GVP PC286, c'è la A2091 che era la scheda SCSI per l'Amiga 2000, 4000 e 3000. Insomma, diciamo, c'ho tanto di cui parlare nelle prossime dirette. Lo so, Luca, tra l'altro la cosa che faremo insieme, a cui io tengo molto di più, è restaurare tutte queste macchine, e poi, su suggerimento dell'amico Luca Cusani, grande,
mi ha consigliato giustamente, se tu le devi riporre, perché ovviamente sono tante, sono troppe, io poi dentro casa non c'ho più spazio tra giradischi che ce n'ho 7-8, casse, amplificatori, non c'ho più spazio, c'ho un sacco di PC, tra l'altro PC che non sono retrocomputing, però siccome devono essere portati alla discarica, prima di portarli alla discarica volevo fare un teardown insieme a voi. Sono PC fino al 2010, quindi sono PC, molti hanno XP, qualcuno ha Windows Vista, Windows 8, 8.1, quasi nessuno ha il Windows 7, però sono PC che volevo fare il teardown con voi e poi senz'altro se ce n'ho una trentina, quarantina, se da una quarantina di computer ne riesco a fare una decina funzionanti e darli via a 2 lire con parecchia RAM, perché oramai diciamo per fare le attività normali sia di ufficio, home banking eccetera, un PC con qualsiasi processore con almeno un 8 giga di RAM va più che bene. Tra l'altro sta uscendo Windows 11 che dicono che sia anche molto molto più veloce del 10, quindi vediamo se con poca RAM, quindi un massimo di 8 giga, riusciamo. Io su questo PC con cui mi vedete adesso che sto lavorando ho 16 giga di RAM e ci vado quasi stretto, però io ci faccio tante tante cose, quindi diciamo anche questo è datato, questo sarà del 2012, sì, 2012, 2014, sì, circa 2012. Ecco, l'unica cosa che ho fatto, ci ho messo altri 8 giga, questo era nel 2012, aveva 8 giga, sembrava un mostro con 8 giga di RAM, poi ce ne ho dovuti mettere altri 8. È l'unica modifica che ho fatto nel tempo su questo PC, tra l'altro sta quasi sempre acceso, e quindi diciamo si è guadagnato il pane diciamo che è costato. Quindi parleremo, mentre faremo questi teardown, di tutta la mia conoscenza informatica, quindi parleremo dell'evoluzione delle schede madri, l'evoluzione dei processori, dei vari socket dei processori dove appunto va inserito il processore, parleremo delle RAM, ultimamente ho pubblicato pure la foto, partendo addirittura dalle zip RAM che ho ancora, e poi ho centinaia di RAM a partire dalle SIM 30 pin che si usavano una volta sia come memoria aggiuntiva sugli Amiga e sui computer della Commodore, sia sulle schede SCSI come cache aggiuntiva, ok? Dopo le SIM a 30 pin vennero quelle a 72 pin, poi vennero le SDR a 133 MHz, insomma diciamo siamo passati da una misurazione della velocità della memoria in nanosecondi a quella in megahertz. Parleremo di tante cose, le RAM poi si sono evolute, da SDR sono diventate DDR, vedremo che vuol dire tutte queste sigle che vi sto dicendo, insomma parleremo delle RAM, parleremo degli hard disk, gli hard disk a partire da microchannel, gli hard disk, c'ho anche giù degli hard disk da 5 pollici, da 3 pollici, da 2 pollici e mezzo, da 1 pollice 8, abbiamo hard disk IDE, SCSI, serialata, che differenza c'è tra IDE Ultra DMA, DMA normale, tra i vari serialata 1, 2 e 3, tutti i vari hard disk USB che si attaccano, USB 1, USB 2, USB 3, 3.1, tutto l'ambaradamma che c'è dietro, pure la USB, come è nata la USB, perché è nata, perché è comoda. Parleremo di tante tante cose, schede video, a partire dalle schede video ISA che si usavano sui vecchi 286, 386, poi quelle PCI, AGP, PCI Express. Ci abbiamo tanto da dire, i dischi, lo storage, che cosa è meglio utilizzare per non perdere i dati se si rompe un hard disk, il cloud, il NAS, il RAID 5, RAID 1, che cosa significano tutti questi termini, che cos'è un NAS, che cos'è un RAID, diciamo come mi posso proteggere i dati in caso di rottura o in caso di attacco hacker, insomma
c'è tanto da dire. I vari sistemi operativi, possiamo partire da MS-DOS, che è un sistema operativo, fino ad arrivare a Windows 11, senza passare però per Windows 3.1 o 3.11, che non erano sistemi operativi ma erano programmi che venivano lanciati da un sistema operativo che era MS-DOS. Ok? Quindi ricordiamoci che dopo MS-DOS il primo sistema operativo è stato Windows 95. Ok? Poi ci fu Windows 95 con funzionalità aggiuntive USB, Windows 98, 98 SE, Millennium, che ci mettiamo una bella croce sopra, Windows 2000, Windows XP, in mezzo a questi ci stavano tutte le varie versioni server, anche le versioni server c'erano Windows 2000 Server, Advanced Server, Data Center Server, Enterprise Edition, insomma c'era una giungla di cose. Poi volendo possiamo anche lasciare un po' da parte Microsoft, parlare anche un po' di Unix, di Linux, delle varie distro Linux, tra le quali mi piace ricordare Commodore OS Vision, che dalla Commodore USA venne lanciato dentro quelli che apparentemente, vedendo il case, sembravano dei Commodore 64, ma effettivamente dentro avevano una scheda mini ITX con processore i3, i5, i7, un hard disk, e dentro installato una derivazione di Linux Mint che veniva chiamata Commodore OS Vision. Io negli anni passati con Morena Computer ero distributore ufficiale di tutte le distro Linux. Avevo fatto una pagina, avevo poi chiesto all'epoca, mi ricordo, i permessi di mettere diciamo le ultime versioni delle distro Linux sul mio server, quindi io mi misi a scaricare 4 giga, 4 giga e mezzo di ogni distro, c'aveva uno o due DVD, quindi parliamo di Ubuntu, Xubuntu, ma ce ne stanno tantissime. Se andate a vedere nelle mie foto di Facebook, negli album, ci stanno tutti i servizi, e tra i vari servizi c'era diciamo la possibilità di venire da noi a prendere, pagando solo i DVD vuoti, quindi senza pagare neanche il servizio di masterizzazione, venire a prendere le distro Linux già masterizzate su DVD. E io ce l'avevo praticamente tutte, erano tante. Era una pazzia, però era una passione, diciamo, una pazzia e una passione. Quindi anche Linux ha fatto parte della mia vita, quindi non solo Microsoft oriented, ma anche per vedere, diciamo, senza contare poi che spero di ricordarmi tutto appena riaccenderò il mio Amiga 4000, se partirà. Ovviamente dovrò fare una pulizia completa della scheda madre, ho sentito già degli amici riparatori come devo fare per pulire bene le schede madri, va smontato tutto l'ambaradam. Poi il case, io adesso ho due case Amiga 4000 desktop originali e un case Amiga 4000 Tower. Quello Tower purtroppo è ridotto un po' male il case, penso che pure dentro la scheda madre non stia benissimo, però è stata abbandonata lì per anni e anni, nessuno l'ha toccata, l'ambiente non era neanche troppo esageratamente umido, però ovviamente il tempo distrugge tutto e quindi bisogna fare i conti col tempo che distrugge tutto. Quindi sarà mia cura prendere, se ci sarà da fare dei recap, non so, non penso di mettermici io, lo manderò sicuramente nelle mani di un esperto, e questo per quanto riguarda gli Amiga 4000. Poi ho i 3000, non mi ero reso conto che di Amiga 2000 per esempio ne ho 4 invece di 3. Io ero sicuro di averne 3, e invece mettendo tutto a posto è uscito fuori un altro bello Amiga 2000 bellissimo, conservato tra l'altro benissimo, stava su uno scaffale coperto con uno strofinaccio, e quindi con, diciamo, una stoffa, e quindi sta molto bene quell'Amiga 2000. Poi ho l'Amiga 3000 Unix e l'Amiga 3000 normale, ma c'ho tanti Amiga 1200, Amiga 500, Amiga 600, uno addirittura di Amiga 600 tutto boxato, bello, preciso. Una cosa che faccio fatica a trovare, secondo me saranno tutti gli alimentatori, e i mouse. I mouse non sono usciti, quelli della Commodore, ne è uscito solo uno, però manca la pallina, e non sarebbe neanche un danno perché ho tanti mouse per PC con le palline, ma manca pure il supporto che chiude sotto la pallina. Quindi o mi dovrò prendere un adattatore
da mouse Amiga a mouse PC ed utilizzare così questi mouse della Logitech ottici, che ce n'ho decine e decine mouse Logitech ottici, quindi avendo un negozio di computer le rimanenze ce ne sanno sempre. Mentre invece le tastiere ci sono tutte, tra l'altro una ho fatto la foto di un tasto che, trasportando tutta sta roba dentro la macchina, un tasto, tra l'altro ho riconosciuto che era di una tastiera di Commodore perché era proprio il tasto Commodore, proprio la C con il logo Commodore, quello me lo sono trovato dentro al portabagagli, e quindi niente, quello dovrò dedicarmici con un po' di colla e riparare quella tastiera, cosa che forse faremo anche in diretta, vedremo se poi vale la pena anche fare un retro bright su alcune macchine. Cioè, c'è tanto da fare, quindi sarà un anno molto molto pieno, quindi vi invito a continuare a seguirmi, a mettere la campanella, così ogni volta che sarò in diretta verrete automaticamente avvertiti. Ovviamente tutto questo che vi sto dicendo andrà in onda sia su Facebook che su YouTube, mentre sul mio canale Twitch continuerà ad andare e continuerò a seguire tantissimo la mia web radio, ok? La web radio. Ciao Luca, grande, tu invece sei più per mi sa, per la parte DJing. Io diciamo sono tre persone in una. Mi piace tanto i cartoni animati, i fumetti, mi piace il DJing come avete visto, vabbè questo non c'ha niente a che vedere con il DJing, ma quanto più con la passione per il vinile, per il collezionismo vinilico, diciamo. Quindi diciamo che è un bel po' di tempo che non compro dischi mix, ma forse perché ce n'ho talmente tanti che adesso mi sto dedicando di più agli LP e ad integrare quella che era la mia collezione di LP di long playing, ok? E niente, chi altro era? Stefano l'abbiamo già salutato, grazie di essere qui con me, amici. Allora, quello che vedete lì, di qua, quello che vedete qui, no. Oh, non lo riesco a fare, è una cosa incredibile. Qui, ecco, Festival Bar, con oggi cambierà palinsesto questa radio, quindi Twitch TV, twitch.tv/Regnand_J, il tempo di organizzarmi e in giornata cambierà palinsesto. Quindi salutiamo il Festival Bar, salutiamo l'estate e ci dedichiamo un po' più a musica 80-90. Sarà una sorpresa quello che ci troverete. Salve, salve Emilio, benvenuto. Non so se tu sei più per quale dei tre argomenti preferisci, se i cartoni animati, i fumetti, sigle TV, eccetera, se la parte home computing, per quanto riguarda tutto a 360 gradi, partendo dalla Commodore fino ad arrivare agli ultimi processori AMD e Intel, ok? O della parte DJing. Quindi in ogni caso ti ringrazio di esserti collegato su questa diretta con il quale abbiamo fatto diciamo l'unboxing di questo vinile che viene perché sta insieme a questo. Questi sono due vinili che sono la colonna sonora di The Force Awakens di Star Wars, e questi sono gli altri due, che è Rise of Skywalker, ok? Sono entrambi doppio vinile, doppio picture disc. Se mi seguite sulla mia pagina Facebook dedicata al mondo del vinile, quindi fb.com/il mondo del vinile, lì trovate tutte le offerte per pagarli praticamente quanto li ho pagati io. Questi sono due picture disc, l'ho pagati pochissimo, ma proprio pochissimo. Ho beccato una bellissima offerta, così come ho pagato molto poco anche questi all'epoca. Calcolate che questi qua io ce l'ho da settembre dell'anno scorso nel carrello, ho dovuto attendere adesso per prenderli. Questi mi sono arrivati, perché qui ci sono anche le date, il 23 agosto. Il 23 agosto mi è arrivato questo, da circa un anno che ce l'ho dentro il carrello, quindi basta aspettare il momento giusto e voi i vinili li pagate il giusto prezzo.
non correte a meno che non siano tirature molto limitate e molto richieste, come per esempio può essere Ligabue, ho visto anche Zucchero, dei dischi che poi vanno a ruba e appena finiscono su Amazon vanno a oltre 100 euro, e 100 euro comincia a essere un prezzo, a mio avviso, come vi ho sempre detto, un po' troppo elevato per un... Tra l'altro quello purtroppo il vinile, non lo vogliamo dire come ci pare, ma è sempre un pezzo di plastica. Non è che può essere pure molto bello così, ma sempre un pezzo di plastica è, cioè per quanto può essere da collezione. Poi tutti quanti oramai i vinili sono a tiratura limitata, perché io vi ho fatto vedere, c'ho un picture disc di Eros Ramazzotti, Musica è, che è 21, io ho l'edizione limitata perché era un picture disc, lui ha fatto uscire Musica è sul disco normale nero, però i picture disc erano usciti in edizione limitata dentro a un contenitore di metallo tondo, e ho 21.000 e qualche cosa, quindi pensa, le edizioni limitate 21.000 pezzi venivano fatte. Adesso le edizioni limitate, se sono tante tante, cominciano ad essere 1.500-2.000, ma normalmente non ci arrivano mai. Ok, quindi perché purtroppo gli amanti, i collezionisti di vinili sono rimasti molto pochi, saranno tutti quelli della mia generazione, non lo so. Comunque, detto questo, diciamo sono le mezzogiorno preciso in questo momento, 29 minuti di diretta. Io vi ringrazio di aver visto questo unboxing e vi aspetto alle prossime dirette che come al solito non so quando le farò. C'ho, vi ripeto, altri 2 o 3 pacchi da sballare con dei vinili dentro, su cui fare anche un discorso, e poi c'ho da fare delle dirette molto veloci, c'erano un paio pronte, appena ho 5 minuti, magari un pomeriggio o una mattina, le faccio perché mi voglio levare, diciamo, lo sfizio di fare insieme a voi l'unboxing di alcune scatole che ho ritrovato ordinando il box. Ok? Così ci facciamo un'altre 4 chiacchiere insieme. Grazie a tutti di avermi visto, Reni J vi saluta. Mezzogiorno del 1° settembre 2021, mercoledì. Ok? Grazie mille, grazie a tutti, alla prossima diretta. Ciao!